E in fin di vita un bracciante agricolo albanese colpito da diverse coltellate in un campo di Barbatelle a Morsano a Tagliamento. Ad aggredirlo per una lite un collega connazionale arrestato dopo aver tentato la fuga. Niente patteggiamento per Dimitre Trikov, l'imprenditore bulgaro che causò l'incidente mortale in A28 nel quale morirono 2 giovani donne. Il giudice ha fissato la prima udienza del processo con rito abbreviato il 24 maggio. È stato inaugurato lo Stringer di Udine, un bar didattico gestito in cooperativa tra gli studenti. Prossimo step, un punto di ristoro per rispondere alle esigenze dei ragazzi che lamentano la mancanza di una mensa interna. Musulmani in festa a Udine per la fine del Ramadan. Finito il digiuno, i fedeli hanno preso d'assalto la moschea di Borgo Stazione e così si è deciso di organizzare un doppio turno di preghiere. Premiato degli allenatori come sportivo friulano dell'anno, Maurizio Ganz, un onore per un friulano, ha detto il tecnico del Milan femminile. E poi su Cioffi, autorevole e deciso, mi auguro sia confermato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È in fin di vita un bracciante agricolo albanese colpito da diverse coltellate in un campo di Barbatelle a Morsano al Tagliamento. Il fatto è accaduto questa mattina. Ad aggredirlo dopo una lite un collega connazionale arrestato dopo aver tentato la fuga. 8 coltellate per una parola di troppo, un diverbio tra colleghi finito nel sangue che ha messo a serio rischio la vita di un bracciante agricolo albanese di 45 anni, colpito più volte da un connazionale di 28 anni. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 8 in un campo di Barbatelle a Morsano al Tagliamento dove i due stavano lavorando. Il ferito in una pozza di sangue è stato soccorso dal titolare dell'azienda agricola di San Giorgio della Ricchimvelda per il quale lavora, Filippo D'Andrea, allarmato dalle urla della moglie dell'aggredito, anche lei impiegata in azienda e che ha parzialmente assistito alla scena. È stato lui che ha caricato il dipendente sul furgone e lo ha portato in ospedale a San Vito in una corsa contro il tempo. Il dipendente è stato operato d'urgenza, l'intervento ha avuto esito positivo ma la prognosi resta riservata e l'uomo non potrà dirsi fuori pericolo almeno per le prossime 24 ore. L'aggressore, dopo le coltellate, la prima alle spalle, altre 2 all'addome molto profonde, una all'inguine, altre più lievi alla testa, è fuggito ma è stato rintracciato poco distante dai carabinieri intervenuti dopo l'allarme, portato al comando e interrogato. È in stato di fermo per l'ipotesi di tentato omicidio. Sul luogo dell'accoltellamento hanno operato gli uomini dell'Arma del Comando di Pordenone, i colleghi di San Vito e il nucleo operativo che hanno prelevato alcuni campioni, effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica anche attraverso alcune testimonianze raccolte. Da quanto riferito dal titolare dei due non c'erano stati screzi tra loro in passato. Un gesto dovuto a una lite sfociato in un eccesso d'ira del 28enne che avrebbe potuto finire in tragedia. Nessun patteggiamento per Dimitre Trikov, l'imprenditore bulgaro che causò l'incidente mortale in A28 che costò la vita a 2 giovani donne. Il giudice ha fissato la prima udienza del processo con rito abbreviato il 24 maggio. L'uomo resta comunque disponibile a versare un risarcimento di 70.000 euro alle figlie minori di una delle 2 vittime. Niente patteggiamento per Dimitre Trikov, il cittadino bulgaro di 61 anni che lo scorso 30 gennaio ha provocato un incidente mortale in A28 nel quale morirono 2 cugine ventenni, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, e rimasero ferite le 2 bambine piccole di quest'ultima. Il giudice Monica Biasuti ha fissato la prima udienza del processo che sarà celebrato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena per il 24 maggio. Di fatto questa convocazione arrivata ai legali di Trikov, gli avvocati Gianni Masanzana e Lori Spadalino, fa decadere la possibilità di patteggiamento, per il quale era stata presentata istanza dai legali dell'imprenditore bulgaro assieme a una proposta di risarcimento di 70.000 euro, cifra che resta comunque a disposizione delle figlie minorenni di una delle 2 vittime, nonostante l'uomo debba affrontare un processo che, visto il rito abbreviato, dovrebbe risolversi nel giro di qualche udienza. Molte le parti civili che saranno coinvolte. Trikov, accusato di omicidio stradale pluriaggravato, fuga e omissione di soccorso, si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Pordenone con braccialetto elettronico, la stessa casa dove era fuggito la sera dell'incidente, dove è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Trovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito, l'uomo ha sempre sostenuto di aver bevuto solo dopo essere rientrato a casa. Anche su questo dovrà fare luce il processo. È partita dalla regione una maxi operazione della Polizia Postale contro la pedofilia online.
Tutto è partito da una precedente indagine a carico di un cittadino della provincia di Udine. Dal suo computer la polizia postale di Trieste è riuscita a risalire a una rete di pedofili che si scambiavano immagini e video con minori sfruttati sessualmente. L'operazione Luna ha portato a 32 decreti di perquisizione su tutto il territorio nazionale, 25 a carico di maggiorenni e 7 nei confronti di minori, con l'arresto di una persona e la denuncia di altre 30 a vario titolo per detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico. Alcuni video sequestrati avevano anche minori di 5 anni coinvolti in atti sessuali violenti. Alcuni minorenni sottoposti a perquisizione erano in grado di utilizzare software che li rendevano anonimi nella loro navigazione e gli stessi creavano delle chat dove si proponevano come intermediari a pagamento per la vendita del materiale. In altre occasioni erano proprio minorenni a fare video e foto in cambio di regali e soldi. L'attività della polizia postale è stata coordinata dalla PM della Procura di Trieste Lucia Baldovin e dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Trieste Francesca Portesan. Fu investito mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e indossando gli auricolari. Il Tribunale di Gorizia ha assolto il guidatore dall'accusa di omicidio stradale. Era accusato di omicidio stradale per la morte di un pakistano di 24 anni, ma per la difesa si trattò di una tragica fatalità. Il Tribunale di Gorizia lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Protagonista della vicenda, risalente al settembre 2016, è un sessantenne del capoluogo isontino, la cui autovettura ha investito il giovane in via Alviano. La vittima dell'incidente era sbucata improvvisamente da dietro un albero per attraversare la strada e il veicolo l'ha investita. L'uomo ha sbattuto sul parabrezza per poi essere sbalzato di qualche metro, finendo sull'asfalto. Nonostante l'intervento dei sanitari, il 24enne è deceduto nell'ospedale di Catinara. Il mio assistito, spiega il difensore del goriziano, l'avvocato Lorenzo Presot, viaggiava entro i limiti di velocità e si è visto comparire a un metro di distanza il giovane che indossava gli auricolari ed era fuori dalle strisce pedonali. Il conducente ha frenato, conclude il legale, ma l'urto è stato inevitabile. Alcuni russi lo avrebbero minacciato di morte e di denazificazione. Andrea Lunardelli, figlio del produttore delle bottiglie di vino con le etichette raffiguranti Hitler, Mussolini, ma anche Stalin e Tito, oggi ha denunciato le minacce alle questure di Udine. Secondo il suo racconto, alcune settimane fa alle mail dell'azienda, finita 4 anni fa al centro di una trasmissione televisiva russa, è giunto un messaggio in cirillico con la promessa di violenze se non avesse distrutto tutte le etichette a tema nazismo e fascismo. Nonostante la cancellazione di tutte le immagini dal sito Facebook dell'azienda, le minacce anche di morte sono continuate con telefonate in italiano da parte di sedicenti cittadini russi. Primi 2 giorni senza mascherine per gli italiani, molti però hanno preferito la strada della prudenza e le stesse istituzioni invitano a non abbassare la guardia. I dati di oggi sono sicuramente buoni con soli 60 contagi, ma su 1228 tamponi, il che vuol dire poco meno del 5% è risultato positivo al Covid. Il Covid quindi non è ancora archiviato e molti girando per la strada o entrando nei negozi preferiscono ancora usare la prudenza indossando la mascherina, un comportamento che le istituzioni promuovono. Un comportamento di precauzione è sempre un comportamento positivo, fermo restando che togliere questo tipo di protezione è stato definito dalle regole, quindi io penso che pian piano ci avvicineremo a quella fase di normalità che tutti quanti vogliamo. L'obbligo rimane di fatto nelle strutture sanitarie e sui mezzi di trasporto, mentre l'auspicio è che chi ha il diritto alla 4ª dose del vaccino acceleri e prenoti quanto prima. Va sempre ricordato che il vaccino non blocca l'infezione, ma blocca la malattia e questo è molto importante. Lo dice tra l'altro uno che ha preso il Covid dopo 3 vaccini, 3 dosi e sostanzialmente è stato meno di un raffreddore, quindi questo è molto importante, in particolare per le persone fragili che sono inserite nelle categorie definite dal Ministero della Salute. Andiamo a vedere i dati dei contagi nella giornata odierna, 191 le nuove positività e 4 le vittime con Covid. Nel dettaglio 1228 tamponi molecolari, su appunto questi tamponi sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,89%. 736 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 131 casi, il 17,80%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 166.
Si registrano i decessi di 4 persone, sono tutte donne tra i 95 e gli 82 anni, le persone in isolamento scendono a 23.519. L'emergenza Covid morde ancora, in 6 mesi sono stati distribuiti oltre 700.000 euro per consentire a centinaia di famiglie di Udine, Pagnacco e Tavagnacco di mettere il cibo in tavola. Tra ottobre e aprile il Comune di Udine ha emesso quasi 2.200 domande e contributi di solidarietà per le 3 comunità in tutto. Palazzo d'Aronco ha consegnato più di 71.000 buoni per generi alimentari da 10 euro l'uno per una spesa mensile media di circa 118.000 euro. Nonostante 166 richieste non siano state accettate, i soldi a disposizione per le popolazioni dei 3 comuni non sono bastati. 15 domande infatti non sono state ammesse al contributo per insufficienza di fondi. Rincaro del 10% di generi alimentari, carenza di derivati del frumento, prodotti freschi che costano di meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione sta creando confusione e incertezze sia ai consumatori che ai commercianti. Da dicembre del 2021 a oggi i prodotti alimentari hanno subito rincari anche del 10%, una situazione che preoccupa i consumatori ma che al momento non vede soluzioni. Ci sono delle tensioni in aumento per quanto riguarda i prezzi, peraltro tensioni in aumento che non sono iniziate, come magari in alcune circostanze viene detto, a causa di quella che è la situazione che c'è in Ucraina, ma in realtà queste tensioni si sono già iniziate alla fine dell'anno scorso. Un discorso a parte va fatto naturalmente per quanto riguarda gli ortaggi, prodotti freschissimi, che sono dei prodotti soggetti a quella che è la disponibilità temporale, la disponibilità stagionale dei prodotti, che in questo momento, ad esempio, ripeto, per i prodotti ortofrutticoli vedono dei ribassi anche piuttosto importanti. Altro elemento di preoccupazione sia per la piccola che per la grande distribuzione è la carenza di alcuni tipi di prodotti. Ad esempio ci sono gli oli di girasole, alcuni oli di semi che oggettivamente si fa fatica a trovare nella distribuzione, sia nella grande distribuzione organizzata che nella piccola distribuzione, e sicuramente questi non saranno dei prodotti che vedranno un calo nei prossimi mesi. È necessario integrare le risorse del PNRR, visti gli aumenti dei costi delle materie prime, proprio per supportare i settori produttivi della nostra regione. A dirlo l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, che ha illustrato oggi la destinazione dei fondi del PNRR all'Associazione dei commercialisti della regione. È un'occasione per noi importante non soltanto per fare lo stato dell'arte dei nostri progetti regionali e dei nostri comuni, ma anche per un confronto con una categoria importante per la semplificazione amministrativa e per quanto riguarda ovviamente la riforma del fisco. È necessario integrare le risorse legate al piano nazionale perché gli aumenti dei costi delle materie prime e la carenza anche delle stesse impongono una riflessione da parte del governo su come supportare ulteriormente i settori produttivi e gli investimenti sul territorio nazionale, perché in difetto rischiamo di mandare all'aria un grande piano finanziario che ovviamente ha anche un legame con l'indebitamento per le future generazioni. Quindi l'impegno da parte del Ministro Franco c'è stato, adesso attendiamo gli atti concreti e nel frattempo per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia continuiamo ad operare con efficacia facendo in modo che i nostri comuni, i nostri soggetti attuatori e tutti i soggetti che sono portatori di interesse possano cogliere questa sfida. Con atto del soggetto attuatore e del commissario delegato è stata firmata la revoca della gara per il rifacimento della barriera dell'Isert. La decisione si è resa inevitabile per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha completamente eroso l'utile posto a base di gara, rendendo così incongrue e prive di effettività tutte le offerte pervenute. Nelle prossime settimane, anche in funzione di come evolverà la situazione del mercato, verrà riprogrammato un nuovo bando con prezzi aggiornati. Per l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, che riveste anche il ruolo di soggetto attuatore della struttura commissariale per l'emergenza dell'autostrada A4, la scelta di rinviare e riformulare il nuovo bando per l'Isert è necessaria anche per garantire il livello di servizio per gli utenti autostradali, in particolare alla luce dell'avvio della stagione turistica.
Attenzione al traffico da bollino rosso previsto da domani mattina su tutta la rete autostradale del Friuli Venezia Giulia. La giornata di passione per gli autotrasportatori e conducenti in viaggio su A4, A34 e A23 arriverà a causa di numerosi auto articolati in arrivo dalla Slovenia, dove questa notte terminerà il divieto di circolazione di 2 giorni imposto ai mezzi pesanti in occasione del 1° maggio. Oltre all'apertura al traffico per il transito dei tir nel paese confinante, è previsto l'ormai consueto arrivo degli auto articolati in arrivo dal centro-est Europa. Code e rallentamenti sono previsti in particolar modo sulla 4 in direzione Venezia. Il bilancio 2021 della Quiete di Udine chiude con un segno meno di 1.029.000 euro. Il fatturato infatti è calato dai 18.111.000 del 2020 ai 15.672.000 euro del 2021. Approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, il bilancio fa segnare una perdita fisiologica dovuta all'impatto della pandemia. Il 2021 è stato indubbiamente un anno difficile, spiega il Presidente Alberto Bertossi. Scontiamo i costi dovuti alla pandemia, ma soprattutto alla diminuzione dell'occupazione dei posti letto della casa di riposo, che nel picco più basso ha fatto registrare 280 posti occupati a fronte dei totali 408, con una flessione del 18,8% su base annua. All'emergenza Covid si sono aggiunti gli effetti dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio centrale, che si affaccia su via Sant'Agostino, appaltati a novembre 2020 dal precedente CDA, iniziati a maggio 2021, hanno portato via ben 40 posti letto. Non si ferma la scalata di sparcasse su Civibank, la quota di capitale sociale in mano alla banca altoatesina a 4 giorni dal termine dell'OPA supera il 56%. Ormai i soci di Civibank hanno conferito a Cari Bolzano più della metà delle azioni che avevano il diritto di partecipare all'OPA. Sui ricorsi giudiziari, la Cassa di Risparmio ribadisce di aver rispettato tutte le regole nazionali ed europee. Non si ferma la scalata di sparcasse che attraverso l'OPA incrementa ancora la propria quota del capitale sociale di Civibank, salita al 56,87%. Continua così il flusso degli azionisti che stanno aderendo alle offerte di sparcasse sulle azioni e sui warrant, dopo che in particolare l'Assemblea dei titolari di warrant e di Civibank del 29 aprile ha votato a favore del cambio di regolamento che rappresentava una condizione indispensabile per poter procedere al trasferimento e al pagamento degli stessi. Le azioni portate in adesione finora ammontano complessivamente a oltre 10 milioni e mezzo. Resta tuttavia l'incognita legata ai ricorsi giudiziari dell'attuale CDA di Civibank, uno al TAR del Lazio, l'altro al Tribunale dell'Unione Europea, stigmatizzati entrambi da sparcasse per la tempistica di iniziative definite temerarie da Cari Bolzano, che si adopererà perché il giudice amministrativo possa esprimersi quanto più celermente possibile. Secondo i vertici di sparcasse, i ricorsi sono infondati e rischiano di danneggiare gli azionisti. La Banca Altoatesina inoltre fa sapere che dopo aver esaminato il ricorso al TAR con il supporto dei propri consulenti legali, conferma che l'iter autorizzativo seguito è pienamente rispettoso della normativa applicabile. La Procura di Roma vuole riaprire il processo contro i 4007 egiziani considerati responsabili del sequestro, delle torture e dell'assassinio di Giulio Regeni nel 2016 a El Cairo. Il giudice lo scorso 11 aprile aveva sospeso il processo riprendendo la decisione della Corte d'Assise per mancata notifica degli atti agli imputati, con l'Egitto che si era rifiutato di fornire gli indirizzi dei 4. La Procura ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione per chiedere l'annullamento del provvedimento e quindi la ripresa del processo. È stato inaugurato all'Istituto Stringer di Udine un bar didattico gestito in cooperativa tra gli studenti. L'esperimento apre la strada anche a ulteriori innovazioni, come l'introduzione di un punto ristoro in grado di rispondere alle esigenze degli studenti che lamentano la mancanza di una mensa interna. Un'esperienza didattica dedicata all'educazione e all'imprenditorialità è il bar cooperativo dell'Isis Stringer di Udine, che collocato all'interno dello stesso edificio scolastico sarà gestito direttamente dagli studenti. Questa è un'esperienza che farà curriculum e la possono fare a casa loro, perché proprio la pandemia ci ha insegnato che la scuola è un luogo più che non mai di aggregazione e quindi i ragazzi cercano di essere presenti, vogliono essere presenti nei locali scolastici. L'Istituto Stringer punta anche alla ristorazione interna e dare in questo modo una risposta concreta alle richieste degli studenti che da tempo lamentano il fatto che manchi la mensa scolastica.
Il progetto è più ampio respiro perché l'idea è proprio questa, di aprire il ristorante didattico cominciando dalla mensa, quindi cercheremo anche di ottenere tutte le autorizzazioni per poter vendere, diciamo, il cibo che produciamo. In questo momento non è possibile perché mancano alcune autorizzazioni. Io spero che il prossimo anno scolastico quantomeno di poter offrire una mensa interna, dipenderà anche dagli spazi e della situazione pandemica ovviamente. Musulmani in festa questa mattina per la fine del mese sacro. Il periodo di digiuno previsto dal Ramadan ha visto i fedeli musulmani che vivono a Udine prendere d'assalto la moschea di Borgo Stazione. Scene di festa, abbracci, saluti commossi dopo un mese difficile segnato dal digiuno rituale. Oggi i musulmani di tutto il mondo celebrano la festa di fine Ramadan. Nella terza moschea di Udine, quella di Via della Rosta, nel cuore di Borgo Stazione, sono arrivati a centinaia, prendendo letteralmente d'assedio il luogo di culto che è stato costretto a sbarrare l'ingresso. Visto l'enorme afflusso per non creare malcontento tra i fedeli, i responsabili dell'associazione I Pacifici di Udine hanno organizzato un secondo turno per permettere a tutti i praticanti di pregare in sincrono con l'imam. Non ho mai visto tante persone in vita mia arrivare così improvvisamente alle prime ore del mattino, aumentare sempre di più e confluire verso la nuova moschea di Via della Rosta, dove c'è stata appunto la preghiera di fine Ramadan, la festa di fine Ramadan, a cui hanno potuto assistere solo un numero limitato di persone, mentre centinaia di altre sono rimaste fuori in attesa del secondo turno che è stato predisposto all'ultimo minuto per consentire a tutti i fedeli di poter partecipare alla preghiera e di abbracciarsi dentro la moschea. Tutto è pronto per la Settimana della Cultura Friulana che è promossa dalla Società Filologica Friulana, comprende 192 iniziative in calendario dal 5 al 15 maggio. Per questa edizione sono state organizzate oltre 190 iniziative con lo scopo di promuovere il patrimonio storico, linguistico e artistico della piccola patria. L'evento coinvolge diverse realtà associative del territorio regionale, inserendole in un'unica organica proposta culturale. Per la maggior parte, circa 2/3 con il pubblico in presenza, quindi su tutto il territorio della nostra regione. E molti altri materiali invece saranno fruiti attraverso la nostra piattaforma. Grazie alla tecnologia ci permette di trasmettere tutti questi importanti avvenimenti a tutti i nostri focolars furlans del mondo, che sono oltre 150. La capacità della Società Filologica Friulana è quella di aver realizzato attraverso non solo questa settimana ma tutta la sua attività sia una rete che ha tenuto insieme le varie produzioni con anche tutto quello che la gente, non solo quella che ha passione di queste cose, ma anche con i giovani, con nuove generazioni. Uno degli eventi è la mostra Pasolini 100 Mario Micossi sui luoghi delle poesie a Casarsa, ospitata proprio in questi giorni a Palazzo Mantica. Terminata la 74esima edizione della Sagra di Casarsa, tornata a far rivivere il paese dopo gli stop della pandemia, ieri si è svolta la tradizionale Marcia del Vino. Battute finali per la Sagra del Vino di Casarsa, storica manifestazione tornata a far rivivere il paese dopo 2 anni di pandemia. La 74esima edizione, sotto la gestione della Pro Casarsa, ha fatto registrare un significativo afflusso di persone. Noi abbiamo puntato, come volevamo, ad una Sagra della ripartenza, e la ripartenza c'è stata. Anche la scelta di individuare i target su cui confrontarsi, che è stato le famiglie, una sagra popolare e una sagra per i giovani, che possono vedere anche dopo 2 anni di pandemia come si può dire, una società che si sta risvegliando. Il 1° maggio, come da tradizione, si è svolta la Marcia del Vino, che quest'anno ha toccato il mezzo secolo di vita, occasione per riavvolgere il nastro e ricordare le tante edizioni passate lungo i vigneti casarsesi. Ci siamo divertiti, anche se era dura, e sono nati vari gruppi in giro per il paese che poi sono diventati 2 soli, e sono quelli, quindi il Ciaminari d'Inta San Giovanni, con Pietro Cristante che non c'è più, e con il gruppo podistico di Casarsa, e che hanno continuato a portare avanti per tanti anni la manifestazione fino adesso.
Le frecce tricolori, un'eccellenza del territorio non solo regionale, un esempio concreto di impegno, spirito di sacrificio, disciplina, senso del dovere a cui ispirarsi. A dirlo il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin a margine ieri dell'ultimo addestramento della formazione 2022 organizzato alla base aerea di Rivolto. È un richiamo ai valori della comunità, ai valori della tenacia, del lavoro, dell'impegno, a tutti quei valori a cui dobbiamo appellarci per rilanciare questo nostro Friuli Venezia Giulia, guardando con ottimismo e speranza al futuro, sapendo che tutti dobbiamo assumerci profondamente le nostre responsabilità, rimboccarci le maniche, ma farlo in ottica di speranza e di prospettiva. Credo che insomma questo tricolore disegnato sul cielo del Friuli Venezia Giulia, dalle straordinarie frecce tricolori, possono rappresentare plasticamente, visivamente anche questa voglia di riscatto che questa terra, questa gente, le imprese, le comunità hanno per ripartire alla grande e far grande questa regione. Siamo in chiusura, ma tra poco tutte le notizie sportive. In apertura l'intervista a Maurizio Ganz, premiato dagli allenatori come sportivo friulano dell'anno. Un onore per un friulano, ha detto il tecnico del calcio femminile del Milan, calcio femminile, e poi ha parlato di Udinese, in particolare del tecnico Cioffi, autorevole e deciso, mi auguro sia confermato. Quindi a tra poco con Sport FVG, noi ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.